Un uomo di 55 anni, Francesco Meddis, dipendente presso l'aeroporto di Lamezia Terme, è stato ferito con diversi colpi d'arma da fuoco al petto e all'addome. Trasportato da un passante all'ospedale di Vibo Valentia, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il fatto è avvenuto martedì mattina in piazza Indipendenza a Stefanaconi. L'uomo stava andando a prendere l'autovettura nel vicino garage quando è stato raggiunto dai proiettili. Sul posto i carabinieri. Beni per 115 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ad un imprenditore romano, Federico Marcaccini, di 34 anni, coinvolto nel 2010 nell'operazione chiamata Overloading contro il traffico internazionale di droga gestito dalle cosche dell''Ndrangheta di San Luca. I beni confiscati sono 32 società a Roma e Latina, orologi e monili d'oro custoditi in una cassetta di sicurezza ed alcuni immobili. È stato celebrato nella caserma Laganà di Catanzaro, sede del Comando Regionale Calabria, il 238° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. La cerimonia, preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti della Guardia di Finanza, collocato nella storica caserma Soveria Mannelli, si è svolta alla presenza di numerose autorità militari, civili e religiose, dei gonfaloni della Regione Calabria, della città e della provincia di Catanzaro, nonché dei labari delle associazioni combattentistiche d'arma, fra i quali quello dell'Associazione Nazionale Finanzieri. È ormai giunto alla sua quarta edizione il torneo di calcio a 5 Liberi di giocare, il memorial intitolato a Domenico Gabriele, il bimbo di 11 anni ferito nel 2009 proprio mentre stava giocando in un campetto di località Margherita a Crotone e poi deceduto dopo un periodo di coma. Sullo stesso campetto si sono ritrovate le squadre dell'Academy, che poi ha vinto Boca Ionio e Olimpia Ionica, Juventus Club, Isola Caporizzuto, Fortitudo, Strongoli e Real Neto di Rocca di Neto in un torneo organizzato dall'Associazione Libera in collaborazione con la FIGC e l'AIA. Presenti anche i genitori di Domenico Gabriele e Saverio Mirarchi, presidente regionale della FIGC.